Torniamo a parlare del museo perché, come vi dicevo, da oggi e fino a domenica il Marta è protagonista di due importanti iniziative, la Notte Europea dei Ricercatori e le Giornate Europee del Patrimonio, e ne parliamo con la direttrice Eva Degli Innocenti. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti. Dunque, partiamo da oggi. Come si celebra la Notte Europea dei Ricercatori all'interno del Marta? Sì, in realtà per noi non è solo la notte, ma la giornata, Certo. infatti dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 17.30 avremo questa attività di ricerca, una tomba etrusca al Marta, quindi spiegheremo la ricostruzione del tumulo di Foggia Pelliccia a più voci, perché ci saranno sia il nostro curatore archeologo Lorenzo Mancini che il direttore artistico Nicola Genco, che ha creato appunto il tumulo insieme anche ai maestri cartapestai di Massafra. E quindi ci sarà un dialogo appunto scientifico sia sulla mostra, progetto di ricerca, e poi anche la parte scientifico-artistica appunto sull'allestimento e sulla museografia. Mentre invece questa sera saremo aperti dalle 20 alle 24, quindi in apertura notturna, con l'ultimo ingresso alle ore 22, quindi ci saranno sia conversazioni sui tesori mai visti dei depositi nel Marta, quindi sarà l'occasione per scoprire reperti inediti mai esposti, sempre a cura del nostro funzionario archeologo. In più avremo anche la traduzione simultanea in lingua in LIS, quindi lingua dei segni italiane, a cura dell'Ente Nazionale Sordi, che ci ha dato il suo patrocinio, la sezione provinciale Taranto, con cui abbiamo creato questo progetto. Bellissimo. Cioè l'accessibilità per tutti. Poi ci sarà una bellissima conferenza, quindi vi invito tutti insomma a venire al museo. Dall'entroterra al mare, le tracce artistiche di Homo sapiens nella preistoria del Salento, a cura di Daniela Zampetti, professoressa dell'Università Sapienza di Roma. Anche questa sarà in traduzione simultanea in LIS, quindi di completa accessibilità. E poi un bellissimo laboratorio di archeologia sperimentale sulla nascita delle forme d'arte nella preistoria del Salento, che è molto ricca di forme d'arte. Poi insomma il Salento per lo studio della preistoria europea ha fatto scuola insomma, a livello scientifico tra gli atenei e centri di ricerca, con dimostrazioni di archeologia sperimentale. E poi per chi volesse invece immergersi nei capolavori del Marta, il nostro staff farà delle visite, tutto compreso nel biglietto d'ingresso del museo, che come ricordo è a prenotazione obbligatoria, acquisto obbligatorio sulla piattaforma di ticketing. Mentre Domani sì. sì, insomma, c'è la giornata europea, le giornate europee del patrimonio, e anche in questo caso siete in prima linea. Che cosa farete, direttrice? Sì, domani appunto 2 giorni, peraltro anche domani sera saremo aperti dalle 20 alle 23 con il biglietto che avrà un costo simbolico di un'ora, quindi è una sorta di invito al mecenatismo collettivo, che è importante. 2 giorni, qui inizieremo appunto le attività il pomeriggio, con i tesori per tutti, i tesori mai visti, accessibili anche questi in LIS, ripeto, sempre in lingua dei segni italiana, le visite guidate ai tesori del Marta, artisti al Marta, quindi ci sarà per le famiglie, per i bambini, ma anche per le persone adulte, il laboratorio di disegno al tratto, che abbiamo inaugurato il 20 settembre, invito tutti a venire perché è veramente un'attività straordinaria, quindi nelle sale espositive si impara a riprodurre i capolavori del Marta con il disegno al tratto e il disegno dal vero, sempre a cura del nostro staff, che avevamo la fortuna di avere grandi competenze all'interno del nostro museo, soprattutto talenti. Che E meraviglia! poi Solo la ascoltarla sera è bellissimo, perché davvero si può fare un po' di tutto, insomma, c'è davvero sì, un programma super variegato. e la sera al teatro, Ah, quindi insieme per Primo Amore, quindi lo spettacolo teatrale che organizziamo insieme ai cantieri teatrali Coreia nel chiostro del museo, con 2 spettacoli che alle 20 e alle 21:15 appunto su alcune eroine del passato, quindi figure mitologiche di donne che che vengono bello! rappresentate in cuffia, quindi è il teatro in cuffia, quindi in questa diciamo Che intende immersione con il teatro intimista. in cuffia? Non lo Gli riesco a... attori parleranno attraverso un sistema diciamo tecnologico, per cui gli attori in realtà avranno tutte delle cuffie, per cui Ah. senza cuffia non si potrà ascoltare niente, quindi anche questo sarà un aiuto ad immergersi su questa esperienza intimista, la rappresentazione del mito e soprattutto appunto letteraria dell'antichità.